la parifica del bilancio 2013 l'abbiamo fatta con la Corte dei Conti il 25 di settembre e noi dobbiamo recepire appunto le risultanze del bilancio 2013 nell'assestamento del 2014. Poi l'ultimo taglio che il governo ci ha fatto sul bilancio 2014 è arrivato al 30 di ottobre, quindi questa serie di cose in un bilancio molto tirato, perché è una regione che non applica addizionali regionali né IRPEF né IRAP, ci comporta appunto di arrivare purtroppo con tempi piuttosto risicati e stretti. Andiamo a mettere in ordine alcune partite giudiziarie, in particolare un paio di lodi arbitrarie e divertenze giudiziarie che nascono ancora da incarichi dati nel 94-95, da contenziosi in corso con la regione dal 2006-2007 che arrivano purtroppo a giudizio in questo momento. Quindi 40 milioni sono destinati appunto a risolvere queste vertenze e ne rimangono un'altra dei 10-12 milioni che invece servono a sistemare alcune cose rimaste in sospeso, vuoi contributi per le province, per le scuole paritarie, vuoi iniziative che riguardano l'agricoltura, la formazione o l'informatica della regione, quindi alcune cose che comunque avevano bisogno di un minimo di benzina per arrivare a chiudere l'anno in maniera corretta. Il patto di stabilità è una cosa che ci lega le mani in maniera incredibile. Noi abbiamo appunto 1 miliardo e 300 milioni di euro in cassa che non possiamo usare, che non possiamo destinare ai comuni, ai lavori che ci sono da fare, a iniziative anche importanti, e quindi una cosa che è un freno, veramente un freno a mano tirato per le regioni virtuose. Potremmo chiamare l'assestamento delle cause perse, visto che le due cause perse, Lodo Astaldi e quella con il Net Center, si portano via circa 40 milioni dell'assestamento di bilancio ed è la dimostrazione di come questa regione deve saldare debiti e cause perse, appunto. Quindi da questo punto di vista siamo un po' al palo, siamo in ritardo, ma questa ormai è una costante. L'assestamento di bilancio andrebbe approvato entro il 30 settembre, in tutte le altre regioni ci riescono, il Veneto arriva sempre ultimo in Italia nell'approvazione dell'assestamento di bilancio. No, siamo molto preoccupati perché quelle risorse, anziché pagare le cause perse, ci sarebbero state molto utili per intervenire sui fattori che riteniamo fondamentali: sociale, trasporto pubblico, la questione dei comuni. Ci sono più di 150 comuni a rischio sforamento del patto di stabilità a causa dei ritardi di pagamento della regione, quindi siamo di fronte a una situazione molto difficile e in questa situazione arriva la tegola. Doveva crescere secondo il DPEF dell'1% il prodotto interno lordo della Regione Veneto, in realtà siamo forse al più 0,1. Il tema dell'assestamento di bilancio e del bilancio di previsione non può non tener conto dei debiti che la Regione ha nei confronti dei comuni. I comuni necessariamente direttamente con le proprie imprese, che hanno già prestato servizi per anche opere minori, ma che con la prospettiva e con i vincoli lacciuoli della legge di patto di stabilità nazionale ci impediscono, nonostante si abbiano 1 miliardo e 300 milioni di euro di cassa attiva, cioè di soldi in conto corrente non spendibili per dinamiche e impedimenti di carattere nazionale. Noi dobbiamo inventarci qualcosa, perché non possiamo essere assolutamente artefici del fallimento delle aziende, delle nostre aziende, le aziende venete, quelle che mantengono alto il prodotto interno lordo. La possibile soluzione è quella di approvare rapidamente un provvedimento legislativo che sostanzialmente autorizza una società di factoring, una banca, chi la Giunta ritiene, a onorare i debiti nei confronti dei comuni. I comuni li scorporano dai loro bilanci, incamerano i soldi e ovviamente la parte interessi che questa operazione costa non può che essere e che gravare nelle casse della Regione del Veneto, perché siamo noi purtroppo i debitori. Poi dopo, secondo me, dovrebbe fare un'altra azione nei confronti dello Stato centrale, ma quello ci porterebbe lontano.